Test YouTube. Test Facebook.
riavvieresti i sinottici per favore? Riavvieresti i sinottici che sono bloccati sulla votazione di test. Quelli di quel lato lì mostrano ancora una votazione che non c'è. Prova, prova, prova. Ok. Se per favore chiamiamo i consiglieri, buongiorno consigliere, buongiorno.
Prego, accomodatevi, sono le 10. Se non che fosse Rigo, non mi intrigo. Certo. Accomodatevi. Prego, accomodatevi. Buongiorno, buongiorno. Cosa sei tu oggi? Non mi hai letto i giornali? Buongiorno, buongiorno. Prendete posto che iniziamo. Calligaro. Ciao, ciao, ciao Andrea. Per favore prendete posto, gli assessori sono già presenti per le interrogazioni, quindi recuperiamo subito. Buongiorno, chiamiamo. Buongiorno, se prestate un attimo di attenzione. Chi è che mi ha tolto? Portatemi un campanello nuovo. Chi è che ha tolto? Ma Lazzaroni. Tu dici? Bene. Voglio ricordare che chi ha tolto, ci sono le telecamere qui, quindi andremo a vedere chi ha tolto il battacchio. Date un'occhiata alle telecamere. Grazie.
Auguri a chi l'ha tolto, vedremo chi è stato. Allora, volevo proporre una modalità operativa. Nell'attesa che arrivino i consiglieri e visto e considerato che siamo in una fase di question time e ci sono gli assessori, fate attenzione, abbiamo 2 interrogazioni e risposte immediate che potremo già trattare. Se siete d'accordo, siccome in via teorica non serve numero legale, intanto farei in modo, visto che i consiglieri sono presenti, e sto parlando della 8 e della 13, rispettivamente del consigliere Cunegato e del consigliere Cunegato. Se nulla osta, io inizierei. Allora, c'è un congedo, dopo lo ricordo ovviamente in apertura. Sentite, però dovete accomodarvi e fare attenzione. Allora, c'è un'interrogazione e risposta immediata al numero 8 dell'assessore. Ma scusate, guardate, il consiglio è iniziato, per favore. Gli assessori devono rispondere ai consiglieri. Allora, l'assessore competente è l'assessore Gerosa, ovviamente l'interrogazione è presentata dal consigliere Cunegato, grave crisi del servizio di neuropsichiatria infantile nell'Alto Vicentino, necessità di interventi urgenti. Prego, consigliere Cunegato. Scusate, chiedo la parola al consigliere. Grazie Presidente, abbiamo parlato anche a lungo del tema in questi giorni. L'unica riflessione che non ho fatto, per ripetere appunto che il 19% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni ha problemi di salute mentale, ecco, volevo ricordare che l'8% soffre d'ansia e il 4% soffre di depressione. L'analisi che ha fatto Vicari, che è appunto il primario in neuropsichiatria infantile dell'ospedale Bambin Gesù, è interessante perché ci dice qualcosa anche sul tema della sicurezza, vero? Che è al centro anche dell'attenzione oggi nell'attualità. Perché tra questi 8% di ragazzi che soffrono d'ansia, mentre le ragazze tendono così ad internalizzare, cioè quindi le ragazze tendono a sviluppare fenomeni inquietanti di autolesionismo, e io ne ho visti molti purtroppo avendo insegnato fino a poco tempo fa, mentre i ragazzi reagiscono esternalizzando, quindi come dire la violenza è anche un esito dell'ansia, una risposta all'ansia. Ecco, da questo punto di vista è drammatica la situazione della neuropsichiatria infantile del nostro territorio, nell'Alto Vicentino. È un problema che si reitera da molti anni, vero? Ma che adesso è esploso, perché c'erano 6 neuropsichiatri infantili, adesso ce n'è 1,5, diciamo, perché ce n'è uno e una che ha un part-time. La psicologa molto brava, che era nel servizio da molti anni, è andata a dirigere il consultorio, una buona cosa perché è una persona di grande valore, ma ha lasciato un posto. Nelle interlocuzioni a distanza che abbiamo avuto col DG Bramezza nei giornali, lui aveva detto che avrebbe tentato di risolvere, no? Inviando dei specializzanti, ma concluda, consigliere. Sì, non sono mai arrivati. Ecco, la situazione è grave, volevo sapere che cosa avete intenzione per tentare di rimettere. Grazie consigliere. Assessore Gerosa, prego. Grazie Presidente. Allora, quanto sollevato dal consigliere Cunegato naturalmente è il risultato dell'imbricarsi di 2 condizioni, che è il disagio degli adolescenti insieme alla riduzione e alla contrazione del personale. Naturalmente bisogna porre soluzione a questo, e quindi l'azienda USP 7 Pedemontana, con protocollo 18.057-26 del 19-26 febbraio 26,
ha relazionato in merito alla situazione del servizio di neuropsichiatria infantile del distretto 2 Alto Vicentino, dove naturalmente le progressioni di carriera determinano il passaggio di personale in altra sede, rappresentando le azioni amministrative e organizzative poste in essere per il reclutamento di personale medico specialista e specializzando nell'ambito dell'attuale quadro normativo. Nello specifico ha attivato graduatorie proprie, ha aderito a nuove procedure concorsuali e ha richiesto l'utilizzo di graduatorie in essere presso altre aziende del sistema sanitario regionale e ha contenuto l'accreditamento nelle reti formative universitarie. L'accreditamento delle reti formative universitarie è una condizione essenziale per l'assunzione dei medici in formazione. Quindi nel mese di marzo del 2026 è previsto il perfezionamento dei contratti di 2 specializzanti, non appena ricevuto il riscontro dalla scuola di specializzazione, in merito agli ambiti di autonomia richiesti. Voi sapete che le scuole di specializzazione certificano gli ambiti di autonomia dei medici in formazione stessi e li trasmettono poi alle aziende. Poi un terzo specializzando prenderà servizio nel mese di luglio, sempre del 26, previa verifica degli ambiti di autonomia a cui accennavo precedentemente. È previsto altresì il potenziamento del servizio di neuropsichiatria infantile del distretto 2 con l'assunzione a tempo pieno di una psicologa, quella a cui faceva riferimento precedentemente il consigliere Cunegato. L'azienda UL7 Pedemontana infine ha assicurato agli uffici regionali che garantirà la continuità assistenziale e procederà con la massima tempestività al perfezionamento delle assunzioni non appena completati i necessari adempimenti formativi. Grazie Assessore. Prego Consigliere se vuole replicare. Voglio dire che è una buona notizia che venga assunta una psicologa, però anche con quella psicologa il servizio era in crisi. Giusto per capirci, abbiamo fatto anche una manifestazione a luglio, è stata una manifestazione molto partecipata con le famiglie, no? Perché qui bisogna anche mettersi nei panni delle famiglie con bambini con disabilità e con problemi di salute mentale, che purtroppo non ottengono risposte. No? Ecco, da più di un anno promettevano l'arrivo degli specializzanti, se arrivano è una buona notizia, però anche qua è una toppa, no? Mi pare di poter dire, nel senso che tanto gli specializzanti non possono fare quello che fa il neuropsichiatra infantile, non possono fare alcuni tipi di certificazione, quindi possono dare una mano ma non si possono sostituire. Quindi l'auspicio è che si faccia in modo al più presto di ritornare a un organico come era in passato, perché davvero la situazione è molto difficile e, come dicevamo in questi giorni, è molto difficile proprio per quei bambini, quei ragazzi e quelle famiglie che sono in uno stato di fragilità. Grazie. Grazie consigliere Cunegato. Passiamo alla seconda interrogazione, la numero 13, l'assessore competente dell'assessore Roma, sempre presentata dal consigliere Cunegato. L'oggetto è sulla situazione del servizio di integrazione scolastica dell'ULS 7 Pedemontana e sulle condizioni contrattuali del personale coinvolto. Prego consigliere Cunegato, se vuole intervenire. Sì, grazie. Anche questo è un tema che ritorna nel territorio. Nel 2024 c'era stato un nuovo bando che aveva ridotto le ore di 32.000 ore per l'integrazione scolastica. E allora mi ricordo anche con la consigliera Luisetto, no, ci fu una protesta, ci fu un'istanza collettiva e tuttavia l'allora direttore dei servizi Frezza disse: però noi vi garantiamo un cambio nel contratto. Qual era il cambio del contratto? Ne abbiamo parlato in questi giorni. La cosa piuttosto ottocentesca è queste operatrici sociosanitarie guadagnano poco, va bene, però anche quando vanno a scuola e manca il ragazzino non vengono pagate. Pensate che io ho parlato con molte di queste, alcune in seria difficoltà, per dire, mi hanno detto: io ho il ragazzo che va 3 settimane in alternanza scuola-lavoro e non mi hanno pagato e non mi pagano. Sono, come dire, vite in bilico. Quindi, come dicevamo, stanno scappando molte di queste operatrici, non si può vivere così 800-900 euro. Come ho già detto in questi giorni, va ripensato il contratto, perché è un contratto di
di cooperativa che non può essere cucito sui tempi e i modi delle scuole. Sono d'accordo, non è colpa delle cooperative, ma delle risorse, perché se noi diamo poche risorse nei bandi, le cooperative sono costrette, no, a tirare la cinghia e quindi bisogna, come abbiamo detto ieri nell'emendamento che ci avete bocciato, prevedere per questi bandi molte più risorse, altrimenti rischiamo di perdere sempre più operatrici e rischiamo di trovarci con sempre più ragazzi o bambini senza il diritto all'istruzione. Grazie consigliere. Prego, Assessore Roma. Grazie Presidente. Allora, riprendendo il consigliere Cunegato, sicuramente poi andrò adesso a dare dei riferimenti specifici del caso, però come lei sa c'è in corso di approvazione un disegno di legge, il 236, che da febbraio 2023, ora ha passato il Senato della Repubblica, è stato approvato il 28 gennaio di quest'anno, ora è stato trasmesso alla Camera dei Deputati, che questo andrebbe a dare una grande risposta a questo problema, andando a contestualizzare questo personale all'interno del personale del Ministero dell'Istruzione. Questo risolverebbe effettivamente a tutti gli effetti e darebbe un profilo di dignità al lavoro di queste persone, però credo che questo insomma sia un punto fondamentale e centrale, perché darebbe anche dignità naturalmente al tipo di prestazioni che si danno. In riferimento invece al quesito da lei proposto rispetto al territorio dell'azienda UL7 Pedemontana, delle scuole pubbliche e private parificate all'infanzia, il servizio è gestito dall'azienda UL7 Pedemontana, dalla stessa azienda su delega dei comuni con spesa a carico del bilancio sociale. L'attività per l'anno scolastico 25-26 è svolta col supporto di un operatore di assistenza e si realizza con interventi educativi ed assistenziali che favoriscono lo sviluppo delle potenzialità degli alunni, individuando poi la migliore integrazione sociale possibile in coerenza con quanto previsto dal PEI, piano educativo individualizzato scolastico, e dal progetto di vita redatto dai servizi sociali coinvolti nella cura del soggetto. Dalla documentazione agli atti della direzione dei servizi sociali e dalle informazioni comunicate da parte dell'azienda UL7 Pedemontana col nota protocollo 139.168 del 27 febbraio 2026 risulta che con l'anno scolastico 2025-26 è partito un nuovo servizio di integrazione scolastica affidato con gara d'appalto alla cooperativa aggiudicataria, le cui caratteristiche risalenti al nuovo contratto sono: definizione di un canone predefinito, superando di fatto il contratto a ore strutturato al fine di garantire alla cooperativa un corrispettivo mensile certo, tale da consentire la continuità e la certezza della retribuzione dei lavoratori anche in caso di assenza breve da scuola degli alunni assistiti, incremento delle ore di presenza dell'educatore per gli alunni che hanno necessità assistenziali ma presentano disturbi del comportamento come previsti dalla DGR 1792 del 15 dicembre 2021, l'estensione del servizio al sabato prima non previsto, la possibilità di attivare l'home school prima non prevista e in caso di assenza degli assistiti la possibilità per gli operatori di essere impiegati in attività dirette o indirette a supporto del servizio. In merito al monte ore, l'azienda UL7 Pedemontana rappresenta che lo stesso è stato determinato sulla base del fabbisogno assistenziale storico, con espressa indicazione di clausola di estensione oltre il canonico 20% da codice dei contratti pubblici del 50% del valore per rispondere a necessità emergenti o all'incremento del numero di utenti. In particolare, il nuovo appalto in un unico lotto prevede complessivamente 157.800 ore, di cui 82.800 per il distretto 1 e 75.000 per il distretto 2. Per favore. Per quanto riguarda invece le criticità segnalate in merito alle condizioni contrattuali dei lavoratori della ditta aggiudicataria, l'azienda UL7 Pedemontana esercita le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici con riferimento all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici. In tale ambito l'azienda UL7 è tenuta a garantire l'inserimento delle clausole sociali e a verificare il rispetto da parte dell'operatore economico aggiudicatario degli obblighi in materia di lavoro e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento. L'azienda UL7 assicura inoltre il pieno esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei servizi affidati, in particolare con rispetto del citato articolo 57. L'azienda UL7 Pedemontana rappresenta che al verificarsi di eventi imprevisti o imprevedibili che hanno reso difficile Assessore, un minuto. da parte della cooperativa del servizio Nel senso che abbiamo un minuto in più rispetto al tempo che aveva. Bisogna farle più brevi. facendo ricorso al personale di cooperativa accreditato ai sensi del decreto legislativo 117. Grazie. Prego.
Sì, purtroppo questa è la risposta che dà sempre Frezza e che abbiamo sempre criticato. Perché? Perché intanto ha stabilito il numero di ore in base, come vedete, sul biennio precedente quando c'era il Covid, e quindi tanti stavano a casa, no? Quindi è ovvio che non regge questa tesi, cioè non posso io dire che aumentano le certificazioni, aumentano anche le disabilità gravi e diminuiscono 32.000 le ore, questa cosa qua non regge, ma come dire, forse sull'aspetto di lavoro il tema è proprio quello che ha lei toccato, no? Cioè questa condizione contrattuale non va bene, perché questa contraddizione contrattuale non regge più se pensiamo che siamo vicini alla piena occupazione, abbiamo, no, il 3% di disoccupazione, e che un salario di questo tipo di 9 euro lordi all'ora, vero? Che come dicevo ieri innesca un meccanismo veramente protocapitalista, perché queste fanno 30 ore e gliene pagano 22 perché 8 ore vengono messe in cassa ore. Okay? Cioè questa cosa non regge più, quindi appunto, visto che adesso siamo qua a discuterne a livello regionale, e buona notizia, non sapevo questa, no? Cioè se ci fosse questo iter legislativo che porta queste figure all'interno del Ministero dell'Istruzione sarebbe un'ottima notizia, perché noi abbiamo il dovere di rivendicare un'istanza di cambiamento, perché con queste forme contrattuali, mi fa piacere che sia d'accordo, visto che annuisce, il sistema esplode. Concluda il consigliere. Concluso. Grazie. Bene, non ci sono altre risposte, ringraziamo gli assessori. C'è una... Che problema c'è? Prego. Consigliere Sumsky. Solo per sapere dal punto di vista tecnico come vengono date le risposte alle interrogazioni, perché vedo che i numeri ce ne sono di più antiche, quindi devo sapere in base all'elaborazione, perché ci sono altre interrogazioni che non sono state, quindi volevo conoscere la procedura visto che sono nuovo a Carrega. Certo, accogliamo questo ulteriore sollecito e quindi chiediamo alla Giunta di fare in modo di portare altre risposte. Allora adesso dobbiamo aprire il punto all'ordine del giorno. Vi comunico già che c'è il congedo del consigliere Morosì e quindi non avremo oggi il consigliere Morosì. Apriamo il punto 6, disegno di legge relativo a bilancio di previsione 2026-2028. Il progetto di legge numero 45, ovviamente diamo per fatta la relazione della prima commissione, quindi del relatore e del correlatore come d'intesa. Si ricorda che anche qui la durata degli interventi è di 30 ore totali e voglio anche ricordarvi, e quindi a questo punto darvi un'ulteriore informazione, che è arrivato un emendamento da parte della Giunta, il numero 178, per il quale do un'ora per gli eventuali subemendamenti. Allora, ringrazio il Presidente Tomaello che ieri sera ha convocato la Commissione. Noi abbiamo un contingente di emendamenti, diciamo, trattati dalla Commissione, Presidente Tomaello, però seguite il ragionamento, però noi adesso abbiamo un contingente di emendamenti trattati, un emendamento sul collegato della Giunta che comunque metterebbe in discussione molti di quegli emendamenti e poi ovviamente se ci sono altre novità, e quindi a me sembra, ma vorrei sentire il Presidente Tomello, che trattare subito gli emendamenti trattati ieri sera forse c'è qualche problema, a meno che non si possa procedere. No, allora buongiorno a tutti, stiamo aspettando naturalmente di trattare eventuali altri emendamenti o maxi emendamenti in commissione che non abbiamo trattato, ma ieri sera abbiamo trattato i 125 circa emendamenti arrivati, quindi io rimango a disposizione dell'Aula, se volete iniziare già con qualche emendamento per me non c'è problema, i pareri ce li abbiamo. In alternativa dobbiamo sospendere e trattare gli altri emendamenti, tra cui probabili quelli che arriveranno, però probabilmente se vogliamo portarci avanti con i lavori possiamo...
se non ci sono problemi per gli uffici e vogliamo portarci avanti col lavoro, possiamo iniziare a trattare gli emendamenti. Allora, guardate, scusate, per l'organizzazione dei lavori, Rigo, dai per favore, per l'organizzazione dei lavori, scusate, mi potete ascoltare un attimo? C'è un maxi adesso sul collegato che è ufficiale, direi di sospendere mezz'ora e vedete il vostro maxi, perché trovo assurdo di andare a trattare emendamento per emendamento ma li ritrovate nel maxi. Quindi mezz'ora di sospensione, vediamo il maxi. Se dovesse mai arrivare un altro maxi emendamento, vi guardate consiglieri, anche il nuovo maxi emendamento, sembra che possa esserci un maxi emendamento da parte della Giunta e sul bilancio, e a quel punto direi che per economia dei lavori si andrà a depennare tutto quello che è già previsto nei maxi. Consigliere Manildo, prego. Lo so che non ha chiesto la parola. Consigliere Manildo. Spontaneamente chiamato a... No, sono d'accordo, chiedo la sospensione per esaminare il maxi emendamento. Facciamo la sospensione di mezz'ora? Perfetto, grazie. La preghiera è di capire già cosa può essere depennato rispetto al presentato. Grazie. Lasciamo in mano al consigliere, al Presidente Tomello, la gestione di questa fase.
Consiglieri, se vi volete accomodare, riprendiamo la... Quanti ne sono arrivati? 2. Consiglieri, se volete prendere posto, comunicazioni importanti. Prego. Sì, ho fatto, grazie. Fatto meglio. Scusa, siccome non cercavo. Ero qua fuori. Stavo parlando con la Zattarì. Prego, se volete prendere posto, per favore, chiudete le porte. Ci siamo, i numeri ci sono. Allora, volevo semplicemente dare comunicazione. Sentite? Allora, prima vi ho annunciato un emendamento della Giunta, ci sono altri 2 emendamenti della Giunta, comunemente definiti maxi, omnicomprensivi, il 184 e il 185 consiglieri, scusate, e quindi do un'ora di tempo per subemendarli, eventualmente subemendarli, e riprendiamo la convocazione dell'Assemblea alle ore 14 per iniziare la votazione dei sub e degli emendamenti. Grazie. Prego. Scusate, fermi un attimo. Solo comunicazioni di servizio, siccome dobbiamo fare la commissione, se non vedo il consigliere Manildo, ma penso sia d'accordo, di fare commissione a 12:30 in sala Legni. Quindi 12:30 sala Legni, dice Presidente Tomello, ore 14 ripresa del Consiglio con le votazioni. Prego. Siccome abbiamo notizia insomma, che l'emendamento sia corposo e articolato, magari poi chiedo al Presidente di fare un passaggio direttamente col capogruppo perché ci sarà anche la necessità di analizzarlo nei tempi necessari, insomma, sia con gli uffici che poi in Commissione. Grazie. Direi che ci diamo come step le 14 per la ripresa. Nel frattempo cercate di gestire i tempi. Chiaro? Grazie, buon lavoro.